Si riparte dal Terminal C dell'aeroporto di Catania. Solo 2 voli ogni ora a partire da stasera. Normalmente ne partono 22 l'ora, ai quali si aggiungono i movimenti degli aeromobili vuoti richiamati a casa base dalle compagnie aeree. Una buona notizia dunque dopo l'incendio che ha colpito la zona arrivi del Terminal A, che anticipa la riapertura dello scalo etneo che inizialmente era prevista per mercoledì prossimo. Invece già da stasera Catania tornerà a volare. Ma come? Il vertice in prefettura ha fatto chiarezza. L'organizzazione dei 2 voli l'ora spetterà alle compagnie che, come auspicabile, cercheranno di garantire le tratte di continuità territoriale, quindi Roma come principale hub nazionale ed internazionale e Milano come scalo più a nord. La gente non deve andare in aeroporto, può farlo solo ed esclusivamente se la compagnia gli darà l'indicazione che partirà il volo. La gestione operativa passerà, come detto, tutta dal piccolo Terminal C. Saltato il sistema integrato di comunicazione, sembra che le fiamme infatti abbiano distrutto la centralina della Telecom. Ogni organo di controllo dei viaggiatori si sta organizzando in emergenza, mentre i tecnici lavorano per ripristinare i danni. Da SAC fanno sapere che è già in corso la bonifica dell'area interessata dalle fiamme. È stata convocata per la pulizia la stessa ditta che si è occupata qualche anno fa del ripristino della pulizia dell'aeroporto di Fiumicino, colpito da un incendio. La società di gestione, in coordinamento con ENAC ed ENAV, si è attivata per la riprogrammazione degli altri voli sugli altri aeroporti limitrofi per la riprotezione dei passeggeri. Avevamo appena battuto un record di passeggeri giornaliero perché avevamo processato 46.000 passeggeri in un giorno, quindi non è facile adesso spostarli e ovviamente questo è un danno per tutti e io intanto ringrazio la disponibilità che ho avuto non solo dell'altro nostro scalo che è quello di Comiso, che è già saturato, tutta una serie di voli che sono stati riprotetti lì, ma anche gli altri scali gestiti dai miei omologhi, quindi parlo di Palermo. Il professore Riggio mi ha dato disponibilità immediata e si sono attivati per come possono, naturalmente lui come l'aeroporto di Trapani e quelli della Calabria. Per stabilire cosa abbia causato l'incendio è stata istituita una commissione d'inchiesta ENAC. Passeggeri nel caos, spaesati, arrabbiati, senza una meta e senza indicazioni da parte delle autorità competenti, attaccati ad un telefono perennemente in attesa della risposta del centralino di una compagnia aerea che possa dire chiaramente cosa fare, dove andare, come arrivarci e soprattutto come tornare a casa o raggiungere la tanto sognata meta delle vacanze. È un'ora che giro, nessuno mi sa dare informazioni, mi devo arrangiare a trovare un numero. Io ho un volo con la Lufthansa, devo contattare la Lufthansa. Speriamo in un rimborso, anche se l'assistenza clienti di EasyJet è nulla. E se pensate che la situazione sia circoscritta solo alle persone che vedete vagare in cerca di una risposta davanti al Terminal A, vi sbagliate, perché sono 120.000 i passeggeri complessivamente coinvolti dallo stop dello scalo etneo. L'aeroporto di Catania aveva da poco battuto un record con ben 46.000 passeggeri di passaggio in un giorno. Secondo le prime stime comunicate da Italia Rimborso, l'aeroporto di Catania serve 91 destinazioni, di cui 24 italiane, collegate con 229 movimenti. Il problema adesso è che non ci sono posti disponibili sui prossimi voli sino a venerdì sera. Un'altra alternativa potrebbe essere quella di cambiare l'aeroporto di destinazione e quindi non fare scalo a Fontanarossa a Catania, ma invece di atterrare nel mio caso a Palermo, con tutte le conseguenze poi del caso. Intanto sono stati dirottati quasi una ventina di voli da Catania a Palermo, ma il numero certamente crescerà nelle prossime ore. Aero Italia ha annunciato che solo per il 18 e 19 luglio incrementerà i voli diretti da Comiso, operando 3 voli al giorno tra l'aeroporto ragusano e Fiumicino e fino a 2 ore al giorno tra Comiso e Bergamo. Anche ITA ha riprogrammato sull'aeroporto di Comiso i propri voli catanesi. Inoltre sono stati organizzati, d'intesa con Trenitalia, numerosi treni speciali dallo scalo etneo a Palermo. Finiscono sotto sequestro i soldi destinati dalle famiglie mafiose palermitane al sostentamento dei parenti dei carcerati. Sono al momento soltanto 2 gli episodi nei quali è stato possibile accertare la provenienza illecita del denaro e fare scattare il sequestro per piccole cifre, pari a circa 1.700 euro in totale, ma l'operazione dei carabinieri contro i clan apre una nuova frontiera nella lotta a Cosa Nostra. Oltre al sequestro delle somme, scatta infatti la denuncia per ricettazione per i destinatari degli aiuti della mafia alle famiglie dei carcerati. È solo uno dei
degli aspetti dell'operazione Vincolo condotta dai carabinieri del comando provinciale di Palermo, che hanno eseguito 20 ordinanze di custodia cautelare, di cui 7 in carcere, 2 obblighi di dimora e 11 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di esponenti ritenuti appartenenti alla famiglia mafiosa di Portanuova e accusati di associazione per delinquere tipo mafioso, estorsione, associazione ordinaria finalizzata al traffico di stupefacenti, spaccio, ricettazione, favoreggiamento personale, porto abusivo d'armi, tutti reati aggravati sempre dal metodo e dalle modalità mafiose. Le indagini sono scaturite da un fermo per l'omicidio di Giuseppe Incontrera del 5 luglio dello scorso anno e dalle operazioni che sono seguite, 20 e 22, sempre di luglio dello scorso anno, ma anche come prosecuzione delle altre operazioni antimafia di dicembre 2022 e febbraio 2023 chiamate Centro e Centro 2. Estorsioni e droga erano gli affari del gruppo. Le indagini hanno consentito anche di ricostruire un'estorsione ai danni di un imprenditore nel settore delle scommesse sportive e di allineare la struttura dell'associazione direttamente collegata al mandamento mafioso, responsabile, secondo le accuse, di un fiorente traffico di cocaina, eroina, hashish, marijuana e crack. Sindaco, questo è uno degli ultimi video che lei ha ricevuto. Si vede una macchina con un cittadino che scarica in maniera del tutto abusiva la propria spazzatura in maniera veramente incivile. Pugno duro contro gli incivili. Alcuni nostri telespettatori ci hanno segnalato tramite il numero WhatsApp 342 7455 005 quanto avviene ad Acireale. Alcune telecamere mobili filmano chi non fa la differenziata e getta rifiuti in strada, sprezzante di ogni regola. Sono previste multe molto salate, oltre i 200 euro, e persino il sequestro dell'auto. Tutto avviene alla luce del sole. Ogni giorno arrivano agli agenti di polizia municipale e al sindaco, che ce le mostra, immagini di questo genere. Nella frazione di Aci Platani ci sono già dei sacchi in strada, sta per formarsi una mini discarica. Assistiamo al lancio del sacchetto da un'auto. Chi sta al volante rallenta e si sbarazza così della spazzatura. E qui vediamo invece scaricare perfino un forno a microonde e altro materiale. La scorsa settimana addirittura personalmente ho bloccato una persona che veniva da Riposto che scaricava in via Volano, quindi vicino Capomolini, dei sacchi con del materiale edile proveniente appunto da Riposto. Ad Acireale, come in tanti altri comuni della Sicilia, c'è però anche un'altra piaga legata ai rifiuti, è quella dei tanti evasori, delle persone che non pagano la tassa. Un problema ben conosciuto dai sindaci e non tollerato dai cittadini onesti che chiedono a gran voce che vengano stanati i furbetti. Una picconata alle tombe abusive dopo lo svuotamento dei depositi dove giacevano centinaia di bare. Al cimitero dei Rotoli di Palermo si lavora per mettere fine ad un'altra emergenza, quella appunto delle tombe abusive. E per l'occasione era presente anche il ministro per la protezione civile Nello Musumeci. Emergenza quindi ormai terminata in un cimitero che è stata la fotografia grigia degli ultimi anni di amministrazione Orlando. L'amministrazione comunale di Palermo ha fatto in 6 mesi quello che non è stato fatto in 6 anni. Il primo atto che ho compiuto da Ministro per la Protezione Civile è stato la messa a disposizione dell'amministrazione comunale, della gestione commissariale, una risorsa finanziaria di 2 milioni di euro e una scadenza di 1 anno. Credevo che 1 anno potesse essere sufficiente. Mi sono sbagliato, in 6 mesi sono riusciti a fare davvero miracoli. Musumeci torna su quella che è stata un'emergenza indecorosa per la Sicilia e per Palermo. Davvero sono felice di avere potuto per la mia terra fare quello che era necessario fare e mi compiaccio, sono qui anche per questo, mi compiaccio con l'amministrazione comunale per questo sforzo in termini di efficienza, in termini di organizzazione. Forniamo un'ulteriore affermazione della legalità procedendo all'inizio delle operazioni di abbattimento di 72 sepolture abusive che per decenni non sono state mai oggetto di una rimozione strutturale, ma anzi inopinatamente sono state anche utilizzate dalla stessa amministrazione in tornate successive per in qualche modo non ridurre il numero delle sepolture disponibili. Nelle prossime settimane, altro passo, verrà riattivato il forno crematorio.
L'unico concerto siciliano di Giorgia ha illuminato il Teatro Greco di Siracusa. È bastata la sua voce unica a rendere magica una afosa serata di luglio e sono bastate le sue canzoni a mettere il caldo in secondo piano già dall'inizio, con un brano emblema della vita dell'artista, Gocce di memoria. E dimmi come posso fare per raggiungerti adesso. Il suo Blue Live Outdoor, viaggio nei più spettacolari festival estivi d'Italia e fusione tra la bellezza dei luoghi e le nuove libere sonorità del suo ultimo album Blue, capace di mescolare ritmi contemporanei e venature R&B in canzoni non confinate in etichette preconfezionate. Parlano di me, che non mi amo davvero, ma una carezza sul mio viso, il mio primo pensiero. In una scaletta ricca di ricordi, omaggi, canzoni da ballare, non manca lo spazio per il suo grande ritorno sanremese, con parole dette male. Alla fine di una bella canzone, la prima fuga al mare, il modo d'estate, le tue risate. A spezzare il buio nella cavea del Colle Temenite, oltre ai fari, le immancabili torce dei cellulari. L'atmosfera così è ancora più bella e naturalmente c'è chi immortala qualche spezzone per dire «Io c'ero». Vorrei illuminarmi l'anima nel blu dei giorni tuoi. La lunga estate di musica non finisce qui. Da Palermo a Taormina, passando per Catania e Siracusa, tanti gli artisti che hanno scelto la Sicilia per il loro tour. Il calore dei siciliani lo ha ricordato anche Giorgia, tra gli applausi degli oltre 4.000 spettatori. Prende forma il Catania della Serie C. Dopo Chiricò e prima dell'avvio del ritiro sono stati già perfezionati altri arrivi. In un caso si tratta di un ritorno, quello di Marco Chiarella, grande finale di stagione l'anno scorso con 5 gol come quello bellissimo che vedete realizzato con la Vibonese, 3 assist. Il DS Laneri ha trovato l'accordo con il Pescara, il valore è doppio perché adesso il giovane è anche di proprietà del Catania. Poi c'è un trio a centrocampo. Di Michele Rocca si sa da tempo, classe 1996, ultima esperienza a Novara, 3 reti e 2 assist. L'obiettivo è costruire una squadra pronta ma che possa anche rappresentare la base per il futuro. Riccardo Ladinetti ad esempio è un classe 2000 che va a dare l'impronta al centrocampo. Sardo, scuola Cagliari, ottima stagione a Pontedera, un gol bellissimo che vediamo ma anche tanta sostanza. Roberto Zammarini, altro classe 1996 svincolato dal Pordenone, mediano e mezzala nell'ultima stagione praticamente sempre presente e una carriera che dal Mantova l'ha portato anche a Pisa. 3 innesti di valore per il centrocampo nel momento in cui Lodi ufficializza l'addio e oltre a Chiarella un altro giovane pronto per l'attacco nel 4-3-3 di Tabiani è Milos Bocic, serbo, classe 2000 lanciato dall'Udinese, buona prima metà di stagione scorsa a Frosinone in B e in arrivo dal Pescara. Anche il suo cartellino diventa totalmente di proprietà del Catania. La Neri continua a lavorare, gli obiettivi non mancano, in porta, in difesa con 2 centrali, Quaini e Tiritello, Cuomo e Salvatore Monaco, i nomi accostati al Catania, e in attacco dove deve arrivare il bomber e si punta anche ad un altro giovane che completi il reparto da affidare dal prossimo fine settimana a Tabiani e al suo staff.